condizionata sul miglio, che vede al via 10 concorrenti: Alfred, Zawadi, Amelie Pan, Zoello, Attenti al Lupo, Abyss Wise AS in prima fila, Annina, Ancora Bella, Maugli e Anastasia Trio in seconda. I favori sono per Attenti al Lupo, numero 5, Tommaso Gambino in sediolo. Partenza alla rottura di Zawadi, mentre si avvantaggia subito Attenti al Lupo nei confronti di numero 2 Zawadi, Zoello. squalificato. Poi più indietro dovrebbe essere Amelie Pan. Partito bene dalla seconda fila invece Ancora Bella, che va direttamente in terza posizione precedendo Alfred. E all'esterno c'è la progressione di Maugli, la slovena, che progredisce dopo i primi 300 metri di gara, 15:1 il parziale iniziale. Intanto il quarto se ne va in 30,5 con leader sempre Attenti al Lupo. Ora Maugli copre interamente il battistrada, Zoello in seconda posizione seguito da Amelie Pan. E intanto se ne vanno i primi 600 metri con situazione tattica invariata. Maugli rimane all'esterno di Attenti al Lupo. I due prendono vantaggio però da Zoello con un bel parziale davanti alle tribune. C'è la terza ruota anche in risalita di Abyss Wise AS, che cerca di progredire su un parziale però svelto. C'è stato un 37 di secondo quarto e il chilometro viene coperto nell'ordine dell'1:16 abbondante. Vediamo intanto Attenti al Lupo che continua a comandare la gara tranquillamente. All'esterno Maugli comunque resta ancora lì al suo fianco, non progredisce invece Abyss Wise per il momento. Siamo a 300 dal palo con Zoello in seconda posizione lungo la corda, che cerca di seguire i primi due, anzi accenna a spostare anche all'esterno. Completamento della piegata con Attenti al Lupo che è attaccato nuovamente da Maugli, che si avvantaggia. Maugli in vantaggio su Zoello, in calo Attenti al Lupo, finale con Maugli che vince nettamente. Il secondo posto è per Zoello, per il terzo probabilmente Attenti al Lupo si salva da Abyss Wise AS all'interno. Un bel 28,9 a chiudere, ma prestazione superba per questa cavalla, questa allieva di Janko Sagai, che viene a vincere con intero percorso scoperto all'esterno, allieva di Paolo Scamardella, che vince quindi in maniera davvero convincente. Il secondo posto per Zoello, che conferma l'ottima prestazione recente, e al terzo si salva probabilmente Attenti al Lupo da Abyss Wise AS, lanciata al suo interno.